Sono Daniele della ditta DF Gru di Orgiano, che sono già 8 anni che è aperta. L'azienda è partita da me, prima ero un semplice dipendente, poi un po' alla volta ho aperto una piccola aziendina con 600 metri quadri di capannone, dopo da lì ci siamo trasferiti su questo capannone qua con carro ponti e tutto e adesso siamo in 6 persone in officina e dopo siamo in 3 in ufficio. Ci occupiamo di tutto quello che riguarda l'assistenza, quindi smontaggio di cilindri, rimontaggio, sostituzione di gru, tutto quello che ci va dietro, collegamento idraulico, elettrico e anche pneumatico. Sono molto soddisfatto perché riusciamo ad avere clienti che partono da Sardegna, Livorno e Reggio Emilia. Ho dei clienti che si fanno chilometri per far sistemare la gru. Siamo un po' dappertutto, siamo piccoli ma siamo dappertutto. Maestro artigiano è una cosa che mi dà tanta soddisfazione perché riesco a insegnare alle altre persone un lavoro, un mestiere che può continuare perché è sempre tutta una cosa manuale e quindi non ci sono macchinari che possono sostituire la nostra manodopera. Ho mio figlio che è in azienda con me, che adesso sta in officina fin quando non ha imparato tutte le varie fasi delle lavorazioni, delle manutenzioni. E poi se tutto continua, perché non si sa mai cosa può succedere, lui prenderà il posto. Poi ho creato anche una buona squadra di ragazzi tutti giovani che credo continueranno tutti assieme, insomma. Mi sono iscritto a Confartigianato proprio per questo discorso di mastro artigiano e da lì poi ho avuto anche altri riscontri per i vari ammortizzatori sociali, per varie consulenze e quindi mi sto trovando molto bene per tutto un sistema di sostegno dell'azienda. Artigiani sempre sul pezzo.